mondo c'è sempre la roba che conta. Non sei tu e non sono io. L'unica roba che conta sono questi, gli skate. Sei Sky che conta, sei Sky che resta, sei Sky che comanda! Ora lavora, Cristo de Dio! Quindi questo eri tu? Quindi da qua è iniziato tutto? Sì, certamente, da qui è iniziata la mia storia. 8 settembre 1971. Sono entrato in questa chiesa, avevo 17 anni e 2 mesi e per affermarmi nel mondo della malavita dovevo fare un furto eclatante. E abbiamo rubato delle tavole del Bellini e del Vivarini. Giampaolo Manca è stato un criminale. Ho venduto l'anima al diavolo per le mie azioni, perché per quello che ho combinato nella mia vita solo il diavolo mi poteva accompagnare. Certe azioni sono state il male assoluto, quindi quello che mi rimarrà di vivere è voglio donarlo agli altri, pur sapendo che le mie azioni sono talmente gravi, gravissime, e quindi certe cose non c'è un riparo assolutamente, non si può dimenticare, non posso dimenticarlo e non ce la faccio dimenticare. Arriva un momento della tua vita che tiri le somme e dici cos'è stato, quindi poi devi per forza di cose. Sì, dico sempre, io ho fatto circa 37 anni di carcere, oggi sono libero e mi chiedo, sono stati pochi gli anni di carcere che ho scontato per quello che ho fatto? Non sono pochi, però capivo anche se oggi sarei ancora in carcere, perché il male è male, quel male estremo come lo puoi fermare? Restare in carcere tutta la vita. E se dovessi dargli un aggettivo a Giampaolo Manca prima e un aggettivo a Giampaolo Manca adesso? Più male facevo, più capivo che mi piaceva, in un certo qual senso, per guadagnare sempre di più, sempre di più, sempre di più. E quindi calpestare tutto e tutti. Oggi invece Giampaolo è consapevole che quel tipo di vita ti porta solo alla dannazione. Io capisco anche la gente cosa dice di me, io non dirò mai ma quello lì dice questo, quello dice quello di me. Io capisco. Te lo sei autodato l'ergastolo? Ecco, l'ergastolo del rimorso, fine pena mai. Mi spieghi la tua scelta di prendere questa strada pur venendo da una famiglia agiata, avevi tutto? Io ho avuto un padre cattivissimo. Io sono stato un criminale, però mio figlio da me non ha mai ricevuto uno schiaffo. E lui era severissimo, non potevamo essere bambini. Mio papà voleva che fossimo già uomini a 6-5 anni, quindi. E spesso e volentieri picchiarsi a morte. E quando subisci queste cose rimangono dentro di te. Sono ferite che non saranno mai rimarginate. Ti porti rancore per tuo padre? Allora, quando mio papà è morto, sono andato con mio fratello, io ero detenuto, e gli abbiamo chiesto scusa. Uno direbbe, come? Tu chiedi scusa a tuo papà, dopo quello che ti ha fatto? Sì, ho chiesto scusa perché probabilmente mio papà ha visto a lungo. E quindi gli abbiamo chiesto perdono per quella vita che abbiamo condotto. Secondo te la colpa di aver iniziato è di tuo padre o di chi? Ci sentivamo come non accettati, era un grido come, e poi ti perdi, come mi sono perso. Però quel male là era un male, tra virgolette, educativo, no? Ma devi capire che io ero molto piccolo, non capivo. Forse oggi, forse lo dico, potrei averlo capito, però non era quello il modo, perché io dico che ci vuole amore in tutte le cose e quell'amore che noi cercavamo non ci veniva dato. L'episodio che ti è rimasto più impresso con tuo padre?
nell'albergo che avevamo a Venezia, presi uno sgabello e glielo ruppe in faccia a mia mamma. Cosa rappresentava la malavita per te, nella tua testa? Diciamo che più o meno avevamo quasi le medesime storie, o di abbandono, o di povertà, nel mio caso di ribellione. Ed era, come possiamo, non eravamo delle bande, perché non possiamo dire questo, era stare insieme, essere solidari tutti quanti. C'era l'amicizia quella vera, l'amicizia della povertà. Ecco, io dico sempre, quando sono arrivati i soldi, lì è cambiato tutto. Qual è stata l'emozione più forte che ti porti dentro della tua vita criminale? Quando è stato ucciso Silvano, e da lì è cambiato completamente tutto. E lì sono diventato un criminale. Lì in quel momento ero disposto a uccidere. Chi è che ha ucciso Silvano? Silvano è stato ucciso dalla polizia. C'è un'immagine che tu ti ricordi, legata a dei suoni, legata a un'emozione fortissima che tu hai provato, che ti ricordi? È la più emblematica, quando è caduto quella cosa gravissima che abbiamo fatto. Ho anche difficoltà a parlarne, però credo che si sia capito di cosa intendo. Forse la parte più brutta della mia vita. E quello è un ricordo che non si può dimenticare. Quindi mi stai parlando dell'omicidio dei 2 ragazzi di Venezia e del cugino? Certo. E per questo tu hai preso l'ergastolo? Sì. Hai mai avuto paura? Paura nelle mie azioni? No. Perché questo? Perché venivano fatti in un certo modo, cioè talmente alla perfezione, nel senso che prendevamo tutti gli accorgimenti del caso, che sapevamo che era quasi, diciamo, impossibile che ci prendevano sul fatto. Per fare certe cose devi essere matto, perché una persona normale non la può fare. Una persona matta può diventare normale? Sì, perché questo? Perché rimani solo. Io ho fatto circa 12 anni in cella da solo. Vuoi o non vuoi, pensi. Tu hai sparato tanto in vita tua? Ho sparato quando era opportuno farlo. Oggi non dico era giusto, però in quel tempo io tieni presente che il fatto di Silvano mi ha scioccato. Perché comunque sia per noi era un gioco, tra virgolette un gioco. E quindi avevamo capito che la polizia uccideva. È un dato di fatto, la polizia uccideva. Dicevo, io non voglio essere ucciso, ti uccido io. Se tu hai letto il libro come tu l'hai letto, tu sai quello che mi è accaduto a Livignano del Friuli, mi hanno sparato 70 colpi, io sono qui, sono un miracolato, appena usciti dalla banca, io ho chiuso la porta e in quel momento ho sentito dei colpi. C'erano delle persone in borghese che cominciavano a sparare. Io mi sono buttato a terra d'impeto. E lì ho visto l'M12 che sparava, ci aspettavano. Siamo stati traditi, però 2 ragazzi sono scappati. E quindi voi siete stati arrestati? Ci hanno arrestato e poi sono rimasto più quasi 2 giorni. Lì me ne hanno fatti tutti i colori perché volevano sapere chi erano questi miei 2 amici. Io non l'ho detto chi erano e lì non c'era più lo Stato, lì non c'era più il diritto, lì non c'era più nulla. Più botte mi davano, mio papà era arrivato prima di loro, capito? Quindi ero forgiato e più botte prendevo, mi sentivo come anestetizzato. Tradire in generale è una brutta parola, è una brutta cosa, non lo farei mai. Ecco, questo è il mio modo di pensare del tradimento. Quante rapine hai fatto? Ma penso 300, 400. Come facevi una rapina? Ah no, sai, ti ripeto, è un lavoro come il fornaio fa 20 kg di pane, 30-50, io facevo le rapine. Vorrei citare un attimino la rapina Volpato a Venezia, è una strada importantissima che porta a San Marco, di centinaia e centinaia di persone. Ecco lì abbiamo fatto un'azione di rottura, un'entrata di rottura, abbiamo fatto quello che abbiamo fatto, lo racconto nel libro. Lì eravamo in 5, sì, con i ragazzi della Riviera e niente, siamo entrati in questa gioielleria alle 6 di pomeriggio e abbiamo depredato l'oreficeria di tutto ciò che aveva. Ecco, in quel caso avevamo un'imbarcazione potentissima
e sapevamo che la polizia aveva già perso in partenza. Quindi in qualche minuto siamo arrivati a Fusina, cioè Venezia, Fusina, terraferma, e poi da lì cioè siamo andati nel covo, nei covi. Io però strontato ho voluto fare una cosa, da stronzo qual ero, sono ritornato nel luogo del delitto. Perché ho fatto questo? Perché volevo sbeffeggiare la polizia di Venezia, perché loro dicevano che il piano R, che in pratica chiudevano la città, era impossibile scappare, invece noi, non essendo dei sprovveduti, ma dei professionisti, gliel'abbiamo fatta sotto il naso. Io sono ritornato nel luogo, c'era tutta la squadra mobile di Venezia, ecco, questa era la mia soddisfazione, sfidarli, perché io li odiavo perché loro avevano ucciso Silvano. Io mi ricordo quando abbiamo fatto la rapina all'Eccelsior, al Cavò, e mi ricordo ero nel motoscafo, c'era la gente che diceva, ci applaudiva, ma hai visto che temerari, che bravi, ti dava anche quella, ti montava, ecco la parola, ti montava, però noi credevamo di essere i padroni di Venezia, e così era. Allora tutto nasce perché andavamo a ballare nella Riviera del Brenta. Quando dico Riviera del Brenta dico Mira, Dolo, Riago, eccetera eccetera, e lì era pieno zeppo di discoteche, anzi di sale da ballo con il classico complessino eccetera eccetera, e lì venivano tutti i ragazzi di Campolongo Maggiore, di Fossò, del Dolo. Ecco come nasce l'amicizia tra di noi, tra un'ombretta, perché un'ombretta mi ricordo, uno spritz, e lì nasce l'amicizia con Felice, con tutti i ragazzi, e poi nasce che se avevo qualche lavoro io chiamavo loro, se loro avevano qualche lavoro chiamavano me e altri ragazzi, e ecco perché siamo diventati tanti. Quando sono andato da Felice e gli ho detto, sai, gli dico, eh sì, poi c'è anche quel treno che parte da Venezia e va a Milano, però così è scorta, però so che a quei tempi non è che ci faceva tanto paura, insomma, e quindi un 2 o in 3 poliziotti non cambiava nulla. Vabbè, comunque sia, io prepariamo questa rapina, vengono coinvolti 5 rivieraschi e 5 di Mestre. Ecco il famoso discorso delle alleanze. Un giorno prima o 2 giorni prima, e quindi è tutto preparato, entriamo in questo bar dove c'è il passaggio a livello che ti dicevo. Entra un signore anziano tutto scalmanato e in mezzo, tra virgolette, campagnolo dice iga copà, butta una bomba sul treno, che c'è tanti morti. E alla fine della fiera abbiamo capito che avevano fatto la rapina Milano-Venezia, cioè dovevamo farlo assieme. Però oggi ringrazio Dio che non c'ero, perché sennò avrei avuto anche quella colpa lì. È morta quella povera ragazza che tu sai, e quindi rimorso su rimorso. Aveva 20 anni quella povera ragazza, mi sento un po' colpevole, perché se non lo dicevo a Felice, quella rapina non veniva fatta, hai capito? E da lì ho iniziato a capire che un ambiente di merda, chiedo scusa la parola, sporco, e vigeva il tradimento, e da lì ho iniziato a capire che non faceva più per me. E poi sappiamo, insomma, come è andata a finire. Dico, perché voglio dirlo, perché voglio che questo messaggio arrivi anche ai ragazzi giovani. Dico che noi ci siamo sporcati l'animo, non che prima eravamo puliti, no, questo no. Però io dico sempre che la nostra rovina, il nostro andare sempre più giù è stata la droga. Però noi volevamo essere, tra virgolette, come gli altri. Noi già sentivamo queste grandi organizzazioni, la droga che arrivava dall'estero, eccetera, eccetera. Io sfido a un affare legale che da 2 prendi 10. Se esistesse un affare legale che da 2 trasformi in 10 non esisterebbe probabilmente neanche la società. Bravo, sì, hai detto bene. Noi non dovevamo cadere in quella fogna, perché è una fogna. Perché se tu pensi di dietro, quello che tu produci e gli altri, io parlo delle famiglie, i ragazzi che sono morti. E tu stai dicendo, io sulla coscienza non ho solo chi ho ucciso con le mie mani, ma certo, hai detto bene. Anche chi non so chi ho ucciso. Bravo. Però so di aver ucciso. Certo. E
abbiamo fatto piangere troppe persone. E quindi io dico, è giusto che abbia pagato, avessi pagato ancora di più, non direi nulla. Cosa si prova ad uccidere una persona? Quello che mi ha un po' impersonato dice, dobbiamo anticiparli, altrimenti lo fanno loro con noi. Non è che voglio avere meno colpe, questo no, però tra di noi ci uccidevamo, eravamo dei killer. Oggi è tutta un'altra cosa. Quando io ho fatto quello non me ne fregava niente. Dicono che i genitori non devono andare in funerale dei propri figli. È un dramma, è drammatico, io capisco che è drammatico quello che è accaduto. E avresti coraggio di guardare in faccia la loro madre? Non avrei avuto il coraggio di guardarli in faccia. E più della vergogna, qui non si tratta di vergogna. 36 anni di carcere significa perdere tutto, però dico sempre che è giusto che li abbia fatti. Tu hai vissuto il regime 41 bis? Io sono stato al regime quello più duro, lì è dura, ragazzi. E tu credi sia giusto che Giampaolo Manca abbia vissuto 36 anni in carcere e non tutta la vita? Bella domanda. Con il metodo di oggi, certo, probabilmente era giusto che restassi ancora in galera. Cerchi di dare quello che rimane, la terza vita, e cerchi di riparare. Credi sia possibile riparare? No, riparare completamente no. Hai detto bene, quando togli una vita non c'è riparazione. Più di 17-18 anni ero sempre sotto osservazione. Probabilmente hanno capito che dentro di me c'era del buono, c'erano delle cose positive e mi hanno dato questa opportunità. Io oggi sono fuori proprio perché credo che sono stati capaci a leggermi nell'animo. Io ci sono rimasto. Come facciamo per sfruttare Giampaolo in questo momento? Devo fare del bene perché io ho bisogno di fare del bene. Giampaolo scrive un'autobiografia in carcere, che è la prima di 4, si chiama All'inferno e ritorno, 36 anni senza libertà, e tutto il ricavato verrà dato in beneficenza. L'ho scritto di getto con tutte le mie carenze letterarie, non so. Ho fatto la quinta elementare, quindi c'è il mio cuore, le mie vergogne, le mie colpe, e voglio che i ragazzi lo leggano e voglio che i ragazzi capiscano dove ti portano certe strade. 3 ettari di terreno, c'è già la struttura, una struttura che è stata usata anche per i bambini autistici. Ci sono 4 cavalli che vengono usati appunto per questi bambini, che venissero da noi i bambini poveri con le loro mamme. Speriamo che il libro abbia successo, non certamente per Giampaolo Manca, anzi, che mi dia questa opportunità di racimolare questi soldi. Diventerà il parco giochi di questi bambini, di queste loro mamme che hanno bisogno. Da quello che sto capendo, tu vuoi dare la possibilità che a queste persone, già da piccoli, non accada quello che è accaduto a te con tuo padre, no? E di tuo figlio cosa ti è mancato in questi 30 anni? Tutto.